mare, sapore di Ma che mare. c'è? Ma mi hai fatto prendere un Quest'estate colpo. mi voglio natare. Non è così. Mare, profumo di mare. Cantala bene E almeno, se il non è mare così. c'è anche Desiree. Che Hai visto? c'entro io col Ti ho mare, presentato, scusa? dai. Una sirenetta, Dai, cosa? dai, non posso non Cosa? salutare la camera che ci inquadra, poi l'altra, Vabbè. i nostri primi piani Primi piani. e poi Anica! Così, Perché la ragazzi. piccola Ti sei scordato è l'artrosi quella cervicale. dell'artrosi cervicale e che ci fa passare tutti i malanni. Lui, lo zio Gianni Lo va zio salutato. Gianni, Lo grande zio Gianni zio Gianni. porta fortuna, dovete Porta sapere. fortuna alla nostra trasmissione. Allora, ti ho cantato mare, mi hai cantato questo, perché? Perché oggi faremo delle ricette al profumo di Mamma mare. mia, che bellezza, Come si vede abbiamo una ragazzi. seppia, abbiamo una spigola. Capito? Allora facciamo la prima preparazione. va sì, bene? ma quindi senti, Che cos'è? sono? Un primo e un secondo? Brava, brava. Un Eh? secondo particolare però. Faremo delle busiate fatte in casa. Chi è? Le busiate. No. Vieni qua. No! Che alle busiate. Non te l'aspettavi. Scusate, ma ridiamo. Bellissimo. Le busiate. Sei morto. Vabbè, le busiate fatte in casa. Le busiate fatte in casa, le fatte tu? Non ce la fa. Basta. Basta. Mi lacrimano gli occhi. Perfetto. Le busiate fatte in casa le faremo con un piccolo ragù di spigola fatto al momento. Sì. Continuiamo. Ragazzi. Noi siamo questi, e ci metteremo anche un profumo di finocchietto, va bene? bene, Allora ok. prendiamo la padella innanzitutto, Dai. la mettiamo qui Sì. e allumé le feu. Accendiamo il fuoco. In francese, ragazzi, noi siamo internazionali, dovete capire. Solo questa me la sono inventata Dillo. io. Com'è, com'è? Siccome lei in francese non lo conosce, io ho detto allumé le feu e lei ha capito che era francese. Accendiamo il fuoco. Allora mettiamo dell'huile, Sì, un po' di olio. sì, Poi, olio d'oliva. Sì. Tu lo sai in spagnolo come si chiama l'olio d'oliva? deshueles... no, non lo so. Aceto. Aceto? Sì. Aceto di oliva. Vedi, perciò c'è un... Questa la mettiamo così, così per com'è. un profumo di aglio, Poi diciamo così. andiamo a prendere dei pomodorini. Andiamo a prendere dei pomodorini. Pronti per tagliarli? E guarda che fa Totino, Che guarda. fai? Facciamo una cosa. Vediamo se riesce. Aspetta. Vai, vai, vai. Così insegniamo un'altra cosa al nostro amato pubblico. Vediamo un attimo. Mamma mia, ragazzi, che sciccheria. Questa è una tecnica che si chiama Fare volare i samurai. pomodorini. Pomodori samurai. Hai visto? No, ma come hai fatto? Hai Dai, visto? veramente, fammi fare a me. Quelli più grossi li andiamo a tagliare. E questo lo mettiamo No, ma è in padella. scioccante, ragazzi. Mettiamo in C'è padella un modo così. sbrigativo per fare i pomodorini. Guarda, lo faccio Esattamente. io. Stai attenta alle mani però. Allora, voi prendete Vai, un vai. po' di pomodorini, ve lo spiego, prendete la paletta. Qualora ci fossero due piatti piccoli, lo potete fare pure con i due Capisci? La piatti mettete piccoli. sopra i pomodori State in pratica, attenti. pressando, taglia. giusto? Sì, Questo non ci va. Pressa e taglia. C'è qualcosa Scappare, che scappare. non... Vabbè, Ecco, vivo! dico, Vivo! in alternativa c'è sempre la Fai solita l'altra tecnica. alternativa, sì, vai. Metti che io la questa me la preferisco sto questa, preparando per due ragazzi. ricette. Io la preferisco Non per questa. una, per due ricette me la sto preparando. cosa? Questa salsetta. Ti servono questi che ho Sì, fatto? sì, tutti, li mettiamo tutti. Facciamone uno, guarda, coltello, Con uno sempre più difficile. via. Via. Questo di qua, questo così. E così. E andiamo a mettere qui. Ecco, Poi mettiamo del buon Regan. un po' di origano, Regan, sì. eccolo. Thank you very much. A little bit of salt. Thank you very much. Un po' di sale, Okay. A little bit of sugar. un po' di zucchero. Yes, of course.
e facciamo questi pomodorini così saltati in padella con aglio, olio, origano, sale e zucchero, ragazzi. Brava, Seguite ha tutto fatto un step recap by meraviglioso. step. Potete anche voi arrivare a cucinare le nostre ricette. Certo, step by step. E allora, Vedi, quindi lo questo è, asciughiamo così. abbiamo detto, il nostro... Una base che ci servirà Una sia per base la spigola che per che faremo dei busiate con ragù di spigola Sì. e delle fettuccine Buone, ragazzi. Buone. di che cosa? Dimmi. Di pasta. seppia, Come di seppia? di seppia in In crema di ceci. Buone. Che la andiamo a preparare. Dai. Prendiamo un pentoline Sì. come questo, lo mettiamo qua. Sì. Questo è il nostro soffritto di Sedano, carote e SCC. cipolla. Brava. Olio. Olive oil. Sale. Olive oil. No, però è rosmarin. Rosmarin, guarda dov'è. Ah. Un poco di rosmarin così ad aghi. E andiamo a trimbullezzellare. Posso dirti una cosa, il profumo è ottimo. Pazzesco, eh? Senti che profumo di profumazione. Buono, ragazzi, buono. Mi sento che questa sarà una grande ricetta. Non ve la perdete. Qui abbiamo utilizzato dei ceci in scatola che vanno benissimo, anche se già sono ammollati, a noi ci serve qualcosa di morbido. Bene, quindi capito? proprio questi. Per cui sì, questi qua, così, guarda. Questo è per il pesce, ma anche Sì. questo è per il pesce. Aumentiamo l'aumentazione e Ma voilà. senti, quell'acqua è l'acqua che c'è là dentro? Hai Sì, messo è l'acqua, no, l'acqua dei ceci. Si chiama liquido di governo. Ah, Lo sapevi? destra o Non lo sinistra? sapevi. Sì, brava. Ci voleva questa, brava. Andiamo a prendere questo tagliare. Prendiamo questo. Grazie. Metti qua, guarda, ti aiuto. Grazie. Ma mi sento per un dottore, mi sento. Ok. E adesso mentre lui Va. va così, Bene. mi devi prendere che c'è una caraffetta con un po' d'acqua. La prendi Eccola. quella. Esatto. E Quindi- andiamo a sfilettare. Doppia preparazione, ragazzi. Da un lato il pesce che faremo dall'altro con... pure. E dall'altro lato pure, Pure, che ho sì, detto. sì, No, sì. però dico, Aspetta abbiamo un un primo e attimo. un secondo, giusto? Abbiamo detto? Yes. Prima di tutto dobbiamo togliere. Da qui partiamo 1, vedi? Lo facciamo vedere al nostro pubblico. 2. E mozziamo la Bravo. testa. E la mettiamo qui. E la mettiamo perché là. questa non si butta. No, Però ti faccio vedere perché non si butta. Tu intanto mi potresti fare una cortesia. no, sto vedendo se lo fai bene, sto controllando. Bene, bene, bene. Andiamo a operare così, vedi? Poi entriamo nella lisca, guarda, siamo entrati nella lisca e abbiamo fatto il filetto. Mamma mia, che bravo, Hai visto? ragazzi. E l'altro come lo è? L'altro è complicato, Lo stesso, ragazzi. no, allo stesso modo, guarda, 1. Fino alla parte caudale. Ti piace io caudale? Sì. Tu non la sapevi sta parola. E andiamo a staccare l'altro filetto. Eccoci qua. Perfetto. E questo non si butta. Perché No. non si butta? Perché adesso facciamo- tu mi fai una cortesia. Mi prendi uno di questi, Sì. così, e ci metti dell'acqua. Fai così, guarda. 1, 2, metti un bel pugnetto di sale. Qui Sì, dentro? sì, un pugnetto Sì? di sale, sì. Sopra il pesce? Un po' di prezzemolo, sì. La lisca col sale, Un po' ragazzi, di è prezzemolo. buonissima. Un po' di prezzemolo? Sì. Così. Anche meno, anche meno. Vai, basta, va, buttalo così com'è intero. Anche meno, basta. Basta. Mettici l'acqua, dai. Sì. Vai. Questa per ora la tolgo e la metto qui. Va bene? Ecco. Nel frattempo noi stiamo preparando le basi per 2. Metti? E questa che cos'è? Una ricetta cinese? La testa col coso. Questo ci serve per fare il fumetto. Ah, ok. Guarda, la affumettiamo un poco. Un cucchiaino me lo dai, sono dell'altro bicchiere. A te? Mettiamo un sapore proprio così
di concentrato, Ecco. e lo riposiamo qua. E qui sta andando. E qui facciamo il fumetto di pesce, quindi I queste ceci, sono... adesso che hai visto come abbiamo fatto stringere l'acqua, sentiamo di sale. Mi presti un cucchiaio? Che vuoi, un cucchiaio? Tieni. Sì. Per me è perfetto. Ora finiamo di pulire il pesce. Sì. Qua ci sono le lische. Come le Che noi- togliamo? Così, guarda, con un Le colpetto. sfilettiamo così? Sì, così. Vedi? Eh, Qua. Sentiamo se ci sono delle spine. Vediamo, dammi, questo togli spine, non è per le sopracciglia questo. Mi pare che qui ci siamo. Vediamo anche qui. Qui ci sono, una. Quindi abbiamo tolto le lische. abbiamo tolto le lische, dobbiamo abbiamo togliere tolto anche la tutto. pelle. Ah, pure? Allora, Certo. che rimane di sto pesce, scusa? La polpa, quella che ci serve. Così, quindi addirittura lo spelliamo proprio. Così. Tutto. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. E tu vuoi là. Ecco, bene, diciamo però che se a casa c'è qualche signora che per caso si vuole cimentare con queste operazioni qua, ci vogliono i coltelli giusti. Quello sì, quello giusto? è pure giusto, pure giusto. Questo è uno sfilettatore. Eh. E questo è il nostro pesce. E Adesso questo noi è pronto. dobbiamo fare un'operazione, prepararci anche le fettuccine. Pure lo vendono di- anche sfilettato. Esatto. Cioè, filetti proprio quelli là pronti. Ci andiamo a preparare le fettuccine. Allora, questa che cos'è? Una seppia. Sì. Mm. Non lo seppi. Che cos'è? Non lo seppi. La dovevi dire prima. Vabbè, è venuto dopo. Guarda che sto facendo, sto togliendo la parte delle ali, così. Ecco. Apriamolo un attimino così. Ci vuole un altro coltello, lo apri un attimo. Vai. E mi devi dare questo. Questo? No, no, l'altro. Questo. Sì. Questo? Lo riposi. E andiamo a preparare le fettuccine, guarda. Così. Vedi? Ecco. Le fettuccine di cui che io ti parlavo. Bene. Quindi la seppia si può usare, diciamo... vedete la seppia. Bene, quindi fettuccine Bene. piccole con questa seppia. Proprio fettuccine di seppia. Giusto, che altro seppiamo della seppia? Ma non lo seppia, sai, può darsi. Ragazzi, mi dovete Sono credere. rovinata, ragazzi, da quando... Da quando? Da quando... Da no, stavo quando? dicendo sto con lui, ma poi, insomma, è fuorviante come No. affermazione. Allora, in Qua. effetti lei con me ci prova. però non Vedi, ci ragazzi, vedi. E quindi facciamo queste, diciamo, uno zest di seppia, diciamo così. No, perché non le chiami fettuccine? Fettuccine? Perché lo zest significa buccia. Vabbè, Oh, però, sì, diciamo il giusto. taglio, la tipologia di Questa la taglio. conserviamo. Questa ce la prendiamo. Quindi, nel frattempo il fumetto È andato bene. e queste le mettiamo da Allora, parte. mentre abbiamo messo queste da parte, Sì, noi facciamo consigli per i consigli vai. e poi prepariamo quello che dobbiamo preparare. Fai una Posso rima con fare la una seppia. rima? Fai una rima con la seppia, dai. Allora, abbiamo preso... Oh mia bella Ma che non ti Madonnina. distrarre, dai, dobbiamo andare in Allora, pubblicità. che te brilla e te lontano. Allora, abbiamo preso la seppia, abbiamo preso la spigola, consigli per i consigli. Ma che c'entra, scusa? Ma ce la fai a fare una rima buona la sai fare, non c'entra niente. E in tema di pesce, parlando di trigli, consigli per i consigli. Vabbè, ragazzi, non ci sono triglie, però va bene, dai. Allora, ora desidero il frullo. Ti manca il coso. Che frulli? Io frullo, ragazzi. E frullo il cervello. Vai, allora. Frulliamo i ceci così. Vai, frulliamo i ceci che li abbiamo fatti come? Abbiamo messo sedano, carota e cipolla. A soffriggere con un po' di rosmarino Brava. e basta. E poi abbiamo messo i ceci. Basta. Esattamente, basta così. Quindi frulliamo questi ceci che erano già quelli, diciamo, nel barattolo. Sono precotti nel barattolo, giusto? Li abbiamo cucinati, sì, quelli del barattolo sono precotti, ma noi per questione di tempo
li abbiamo presi, ma sono buonissimi. Sono tra l'altro. buoni, ok. Ti risparmia un passaggio di mammollatura il giorno prima. Allora, ora che l'ho frullato, dobbiamo Sì. fare un'altra operazione. Che dobbiamo fare? Dobbiamo eliminare la parte più grossa dei ceci. Lo dobbiamo setacciare? Facciamo così e lei fa così, gentilmente, giusto? no, con una marisa. Con una marisa? Sì, sì. Con le bussiate. No, non devi avere paura, devi spalmare proprio, no, forte. Spalmare con la mano, forte? sì, Vai. esatto. Brava, brava, continua. Nel frattempo io mi vado a preparare in questa padella dove avevo fatto il pomodoro. Guardate cosa faccio. Prendo uno spicchio d'aglio che vado a pestare, se lei si sposta. Sto facendo qua il lavoro più importante di tutta la ricetta. Questa parte che rimane, mica ci butta. No. No, questo va in un minestrone. Può diventare, facendolo seccare, se fosse di più un hamburger vegetariano. Capito? Tutti i suggerimenti miei, ragazzi. E poi lui così se li vende. E poi non mi mette neanche nella chat. Vergogna. Scioccante, guarda cosa facciamo adesso, cara la mia Desiree. Mentre lei fa questo lavoro, io guarda che ti faccio, prendo le fettuccine di seppia. Così, guarda, prendiamole così, che è meglio. Ecco. Prendo le fettuccine di seppia. Olio e aglio. Aglio, guarda. E basta. E le sto appena salticchiando così. Ah, avete capito? Lui Vedi? ha usato quella padella del pomodoro, che c'è un po' di... Tolgo l'aglio. E a little bit of salt. Va bene, ci basta. Questo lo Va che bene. facciamo lo No, mettilo da conserviamo? parte, certo. Questa è meraviglia. Le fettuccine così. A little bit of Percy. Ecco, questo è fatto. Che me lo smacino così, guarda. Così. Certo, chiaramente, guarda, è diverso, perché questo è più grossolano, questo è proprio, Brava, come brava. dire, una vellutata, si può Brava. dire? Eh sì, esatto. Va bene così, ci Va basta. bene, ok, allora, E adesso io prendo queste seppie e le metto da canto. Però non prima di aver... È finita? Buono. Si conserva questo. No, dammi un cucchiaio. Guardate, metto proprio 2 pomodorini che avevamo precotto prima, così, mettilo là. bene. È la parte più importante della ricetta questo, ragazzi, Qua? me lo sento. Che sta facendo? Salta questi cosini di seppia col pomodoro che abbiamo cotto prima. Brava. E sai che faccio? Io devo sentire, ma lo senti tu stavolta, guarda, sentiamo come ti sale. Dovrebbe essere bella croccante, eh? E ancora non hai visto il finale. Questo io lo tolgo e lo metto da parte. Poi prendo un'altra padella e guarda che vado a fare con questa padella. Vai. Metto questa, accendo. Nel frattempo facciamo bollire l'acqua, Sì? mettiamo un po' di sale nell'acqua, così, questo è partito. Dobbiamo utilizzarla per la pietanza, capito? Va Quindi? bene, quindi mettiamo la spigola, senza niente, Questi così, filetti così di spigola. così, Ecco. così, opla. Senza niente in Così, padella? no, all'inizio così. Deve fare la cosa, la reazione di Maillard? Minima, non massima, minima. ragazzi, minima. Mettiamo un po' di olio, Un po' di olio dopo, quindi. così, del sale Poco. nella spigola, così e così. Bene. A Poi? questo punto lo andiamo a sfrigollare. Ah, ecco perché poco, vedi? Deve essere proprio una cotturina. Abbiamo detto che facevamo un ragù, no? Mi occorre un cucchiaio, se gentilmente me lo presti. Uno di questo. Questa che cos'è? Questo è il fumetto di pesce. Ah, vedi, Le lische. vi ricordate le lische, la testa, Mi. quelle cose?
il fumetto di pesce, ecco. quindi Questa sfigola diciamo che sfilettata con un ci siamo filo più o d'olio, un meno. po' di sale, Dobbiamo fare un'altra cosa. Aspetta un sbrandellata in padella col fumetto. E aggiungi i pomodori, che attenzione, i pomodori li abbiamo cotti prima. Brava. E li abbiamo usati in realtà per diverse preparazioni, vedi? Andiamo a smancecchellare, Sì? vedi? A questo punto, qui abbiamo dell'amido. Amido, vuoi un cucchiaino? Capito? Sì, io Eccolo. prendo dell'acqua. Avevamo la caraffa con l'acqua, lì me la dai? Questa? Questa? Sì. Questo possiamo abbassare Ecco. totalmente la fiamma. Mi metti un poco di Un questa? po' qua? Sì. Va bene? Sì, va benissimo. Va bene, benissimo. Ecco, E allora. questo lo abbiamo messo E questa da è canto. fatta. Adesso qui sta bollendo. Quindi mettiamo la pasta. Mettiamo la pasta, così. Hai messo il sale? Sì. Controlla comunque. Controlla. Almeno fai qualche cosa, no? Vedi che mi fa assaggiare, ragazzi. Esatto. A questo punto io L'acqua. prendo questo condimento, Buonissima. aggiungo un pochino di Buono. origano e lo metto da parte. E lo metti da parte. Anche perché lo metto da parte? Perché a noi piace uscire con i piatti pronti. E poi ti faccio vedere che cosa faccio. Adesso che abbiamo, quindi Faccio una cosa- abbiamo diverse preparazioni. Il ragù Una fatto cosa velocissima, con guarda. la sfigola, i filetti Faccio una cosa velocissima. Prendo questa padella, di guarda. seppia. E adesso che facciamo? Metto un poco di questo, Sì, così. Mi ci metto un po' d'olio, certo. un po' d'olio, così, brava. Cucchiaio di legno, wood spoon, così. E mi utilizzo un po' di acqua della pasta. Vuoi un Abbiamo mestolino un piccolo? mestolino. Prendi questo. Ecco. Questo però lo poggio così. Andiamo a sciogliere questo, alzandolo il fuoco. E sciogliamo così questo E cosa concentrato stiamo di pomodoro. facendo? E che ne so? Boh. E ti faccio vedere. Poi lo completiamo. Mi dai un cucchiaino? No, dai. Dammi un cucchiaino, per favore. Sono scioccata, ragazzi. Non me l'aspettavo questo. Sta mettendo il nero di seppia, della nostra seppia. Vedi, c'era qualcosa che non sapevamo. Non sapevamo, esatto. Della seppia. Io me lo chiedevo, dicevo, ma dov'è il nero di E che seppia? a Catania lo dicono. Ecco. Lasciamolo andare ancora. Bene, quindi abbiamo fatto un po' di nero di seppia, Sì, che si seppia. brava. Mi levi quel cucchiaino di là, per favore? Un pizzico di sale me lo presti? Allora, Un aspetta, pizzico di sale? mi sta facendo confondere. Vai, un po' di sale. Va bene? Questo lo Questo possiamo... non mi serve, mi serve. Ah, ti serve? Sì. Vabbè. Allora, E non ci resta altro che passare... all'assaggio. Ah no, le preparazioni, che c'entra l'assaggio? Allora, Hai tutto pronto? 2 minuti che noi puliamo Ma io e componiamo i piatti. non ho capito Va poi bene? come si mettono insieme questi E ora ti piatti. faccio vedere. E neanche loro l'hanno capito, lo dobbiamo... E ora ti faccio vedere. Stiamo arrivando. Dai. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto dei pomodori saltati in padella, una crema di ceci, abbiamo usato ceci biologici. Ma perché biologici? Cioè, vuoi sapere perché si dice biologico? Allora, un prodotto è biologico quando c'è scritto biologico, se non c'è scritto non è biologico. Ah, quindi... Capito? Bene, ok, bella Ci andiamo esperienza. a macinare un pochino di finocchietto. Mamma che profumo, Bella, ragazzi, finocchietto. che profumo. Ora, Ecco. guarda che facciamo ora. Questo lo lasciamo qua, Sì, smaciullato qua. Iniziamo con la pasta. pasta. Quindi Prendiamo componiamo la pasta. la conza della pasta. Adesso troveremo un perché di tante preparazioni, perché andiamo ad assemblare.
Facciamo andare questo. Questo è il ragù che abbiamo fatto con Brava. la spigola, cos'era? Sì, aggiungiamo un po' di brodo. Mi porgi il brodo? Ecco. Qua. Questo cos'è? Il fumetto di pesce, giusto? Sì. Abbiamo messo anche un po' di concentrato di pomodoro, Sì, cos'era? sì. No, sì, qui ci abbiamo messo, Qui ci abbiamo certo. messo. Ci abbiamo messo le lische e il pomodoro concentrato. Ecco, Andiamo a allora, prendere la pasta che è già pronta. la pasta è già pronta. Prendiamo la pasta con questo di qua che si chiama Certo, il il ragno. Ragno, Ho una tarantola, anche tarantola. esatto. Dai, tarantola è più fine secondo Cioè, me. dopo la bussiata Perché non si sta ragno è fermando troppo più. inflazionata come parola. E allora, Prendiamo guarda, una tarantola. guarda. Giusto ragazzi? È più fine. Vedi? E saltiamo. Stiamo andando a saltare con questo meraviglioso. Salta un altro po'. Sì. Salta un altro po'. Secondo me no. Dai, Così. che classe ragazzi. E aspetta, non è finita Allora, qua. non è finita. Perché noi andiamo a mettere un altro poco di brodo. Eccolo. Questo mi si aumenta fortemente. Un altro poco di fumetto, così. Sì. Così. Perfetto. Chiudiamo. Chiudiamo. Guarda cosa mettiamo. Questo è oro e noi lo raccogliamo. Ci siamo? Quasi. E qui mi fermo, non vado avanti, eh? No. No? In che senso? Perché È pronta? devo finire. Sì, è quasi pronta, non È pronta. quasi pronta, ragazzi. Perché mi devo finire l'impostazione di questo. Per cui vengo qua, accendo, mando avanti, così. Non abbiamo messo molto pomodoro. No, proprio semplice. Abbiamo messo un po' di sale, così. La facciamo scaldare. Nel frattempo la serviamo. In quale piatto la serviamo? La serviamo, la serviamo, la serviamo. La barchetta, Ti dai. dico perché. Prendiamo questa meraviglia. Questa crema di ceci che veramente la fate proprio con niente, semplice semplice. Dopodiché mi dai il cucchiaio grande, mi dai il cucchiaio grande. Chi ve le fa E queste abbiamo ricette? Chi? adagiato le Nome e cognome. fettuccine. Mi dai la pinzetta me la dai? Così. Che ci metti? Mamma mia ragazzi, che sciccheria. E questo è uno. Un albero ci hai messo. Ci stava comunque. Pronti? E andiamo col Quasi primo. pronti. Quasi pronti? Abbiamo fatto vedere ai nostri amici come si fa. Questa ti ricordi che avevamo fatto con L'amido l'amido di mais, Sì. che serve per addensare Ci addensiamo un pochino questa il brodo? salsa. Sì, 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 ma ti faccio Ci vedere. sei? Non è finita qua, eh. Facciamo così, così e così. Abbassiamo. Mi prendo queste Cosa? mandorle, Mamma mia, le mandorle, ragazzi. così. Taglio grossolanamente che mi dà quel senso di croccante. Di croccante. Così. Poi può mancare, Mamma mia, lo zest di limone qua ci sta, eh. Ci sta. Ci anche sta. se non molto, che tu mi prendi un cappello del prete. Vai. Io finisco la mantecatura di questa pasta e ora ti sciocco. Scioccami. Faccio una cosa che tutti mi direbbero, ma che vergogna! Mi sono dimenticato una cosa, ora Che la metti? riprendiamo. Ma che vergogna! Il parmigiano? Ma quello? Aspetta. Quello lo mettiamo in ultimo. La vergogna cos'è? Il parmigiano? Sì, Perché? perché pesce, parmigiano, non tutti. Guarda come si è addensata. Cucchiaio grande, per Cucchiaio favore. grande. Cucchiaio grande, per favore. E qui testa te la regalo. Io sto impiattando, Ragazzi, però adesso pronti? stacchiamo, puliamo e facciamo l'asssaggio. Le nostre
busiate al ragù di spigola sono pronte. E all'assaggio, stavolta assaggio pure io. Ma che dici? Allora, dai. Allora, Pronti? aspetta, dovevo completare questo piatto. Mi Che dai devi un cucchiaino? mettere? Mi dai un cucchiaino? Eccolo. E qui abbiamo fatto le nostre seppie a pois. Che classe, ragazzi. Il nero di seppia che torna dalla seppia. Esatto. Eccolo qua. Hai visto? Sì. E possiamo procedere all'assaggio. Allora, procediamo prima col primo. Sì. Scomamelo, sì, un poco. Vedi qua, perché sotto, guarda cosa c'è E sotto. certo, c'è la conza. Mamma mia, ragazzi, qua. Ma la camera dall'alto, qua. Guarda che c'è qua. Guarda che c'è qua. Mi è arrivata una mela che stavolta posso assaggiare. Mi è arrivata una mela che posso assaggiare. Mi senti? Cioè, l'ho detto, mi è arrivata una mela che posso assaggiare, non mi dà conto. Mamma mia, ragazzi. Ma 1, 2, 3, prova. Desiree, mi senti? Oggi mi è arrivata una mail e mi ha detto che io posso assaggiare. Era una spam. Lo spam, che è lo spicca spam, che è detersivo. Ragazzi. La mandorla Cioè, l'ho incontrata. capisci? Guarda, Anche la perché incontrerei. l'ho incontrata. Anche perché poi è facile da fare. Cioè, se voi seguite passo passo i nostri consigli, I nostri... senza però Aspetta. No, aspetta. interpretare, senza interpretare, perché certe volte uno dice guarda questa cosa la faccio diversa e poi sta lì Ok, che vi l'assaggio fregate. è tuo, la ricetta è nostra. Che fa? Magari diamo tempo No, che non passiamo al aspetta, resto. devo fare una cosa, ragazzi. Lo sapevo, che poi è giusto. dai, Capisci? si Cioè, fa, perché questa Si fa. la prendi così col cucchiaio, Si fa. in maniera tu che fai? Ah, c'è la mandorla qua. Cioè, ragazzi, scioccante, perché così E io no. Io no. Vabbè. Le fettuccine di seppia sui ceci. al pois di seppia. A pois. Faccio andare un po' tutto. Aspetta, Io questo lo assaggerei col cucchiaio. ormai questo No, con io la lo assaggerei col forchetta. cucchiaio. Ormai questo è un... Ah, Assaggialo col cucchiaio. Il nero, faccio andare il nero. Il nero, la seppia. sono stata brava, bravissima. Come sono stato bravo? E io? La passata di ceci chi l'ha fatta? Tu? È quello che cambia. Il passato di ceci e ceci hai. Ma è quello che chiudiamo, basta ragazzi, chiudiamo. Buona. Alla prossima. Buona. Alla prossima. La spigola incontra la terra. 350 grammi di spaghetti, una spigola di circa 250 grammi, 250 grammi di pomodorini, 2 spicchi d'aglio, un mazzetto di finocchietto, 10 mandorle, scorza di limone quanto basta, prezzemolo, olio evo, sale e pepe quanto basta. Fettuccine di seppia con ceci a pois, 400 g di seppia pulita bianca, 400 g di ceci, un cucchiaino concentrato, rosmarino quanto basta, nero di seppia o la sacca originale o in busta, olio evo, sale quanto basta.